E adesso, dopo del patto di stabilità, parliamo anche della spending review. Uno degli effetti della revisione della spesa, come si dice in lingua italiana, è quella della chiusura o del rischio di chiusura di molti uffici delle forze dell'ordine, in particolare della polizia. Rischiano appunto la chiusura, specialità come la polizia postale, quella ferroviaria, la stradale, le squadre nautiche, anche qua in Veneto. A lanciare il grido d'allarme è il sindacato UGL Polizia di Stato del Veneto e Mauro Armelao, segretario UGL Regione del Veneto, ci ha mandato una sua considerazione che appunto in proposito con questo allarme che viene lanciato. Vediamo. L'allarme che noi lanciamo come UGL Polizia di Stato del Veneto è rivolto ovviamente a tutti i politici eletti nel nostro Veneto di ogni schieramento politico. Questo governo sta pensando appunto di chiedere presidi di polizia. Ovviamente noi, oltre a rivolgerci alla politica locale e provinciale, regionale e nazionale, ci rivolgiamo a tutti i cittadini. Inondate le mail del Ministero dell'Interno chiedendo di revocare questa assurda e pericolosa e inutile decisione. Con queste chiusure si rischia veramente in Veneto e in tutte le altre province di perdere delle professionalità, una presa in giro per i moltissimi poliziotti, uomini e donne in divisa, che hanno lavorato per tantissimi anni presso la polizia ferroviaria, la postale, la stradale. Se questa decisione venisse attuata dal nostro Ministero, il reale pericolo è quello che le specialità della Polizia di Stato, ad esempio la Polfer, la Polizia Postale e la Stradale, subiscano delle vere e proprie emorragie di personale che, vedendosi chiudi quegli uffici, decideranno eventualmente di andare in altri uffici della polizia ma che non appartengono probabilmente a quelle specialità. Quindi ci sarà sicuramente una diminuzione delle pattuglie della polizia stradale sul territorio, una diminuzione della vigilanza sui treni e anche praticamente i reati informatici vedranno sicuramente un aumento, perché chiudendo tutte le sezioni della polizia postale è chiaro che i pedofili e i truffatori informatici staranno già festeggiando. Noi in termini calcistici in Veneto abbiamo detto che la criminalità vincerà 16-0 contro la Polizia di Stato, perché a rischio sono ben 16 uffici che sono ovviamente in pericolo chiusura. Chiediamo alla politica locale, provinciale, regionale e nazionale: intervenite, fate in modo di questa scelta che è assurda, pericolosa e dannosa per i cittadini e per gli stessi poliziotti. Ecco, e l'UGL della Polizia di Stato del Veneto tiene a precisare: saremo pronti a dare battaglia con ogni mezzo a noi consentito, scenderemo in piazza a fianco del movimento 9 dicembre, così dice Mauro Armelao, segretario UGL Polizia di Stato del Veneto. Adesso parliamo invece